Dalla settimana santa verso la Pasqua, cittadini e albergatori al microfono del videogiornale. Il messaggio dell'arcivescovo Montenegro in prospettiva. Gloria Scafè. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Il detto, che ha origini sociali risalenti ai nostri nonni e che pone al centro il concetto di famiglia, necessita una rivisitazione. La crisi economica dà uno scacco alle tradizionali vacanze da trascorrere lontano da casa, dunque pare che per queste feste si preferisca rimanere entro le mura domestiche. Come si prepara in prossimità della Pasqua? In maniera serena e tranquilla, famiglia. La trascorrerà in famiglia, nessun viaggio? Nessun viaggio. Aspettiamo i figlioli, staremo tutti in famiglia. In campagna da parenti. In campagna da parenti, quindi la classica, il classico barbecue in campagna? Bravissimo. Carne, i carciofi, solite cose. Ecco, e invece per queste vacanze non si pensa a un viaggio, si rimane in città? No, in città. Solo con i genitori, credo faremo il pranzo pasquale a casa della nonna. E poi per Pasquetta c'è la scampagnata con gli amici. In famiglia, a casa, anche perché si lavora. Quindi si resta in città, non si parte per queste vacanze? No, stiamo lavorando. E io la Pasqua la trascorrerò a casa con mio figlio che è nato da pochi giorni e con mia moglie e poi con i miei genitori pure. Ecco. A casa. A casa si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Con i tuoi. Di fronte ad una Pasqua casalinga c'è da chiedersi per queste vacanze che percentuale di turismo è prevista nella città di Agrigento. Ancora non riusciamo a quantificare proprio in termini percentuali. Sta di fatto che comunque la Pasqua, che è così alta, quindi molto vicino ad altre due feste come appunto il 25 aprile e il 1 maggio, sicuramente ci dà buonissime speranze di riempire tutte le strutture. Fortunatamente insomma è un periodo abbastanza buono, sembra che il tempo ci stia aiutando e quindi diciamo che fa ben sperare per cominciare tutta la stagione estiva. Intanto giunge dall'arcivescovo Francesco Montenegro il messaggio di speranza per la Pasqua. L'augurio è sempre quello della speranza. La Pasqua è la festa che apre, toglie una pietra e dove c'è il buio viene fuori una luce. Ecco, speriamo che ad Agrigento tante pietre non cadono, perché purtroppo cadono, ma si riescono a spostare perché la luce passa.